Buon fine settimana, bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione Il Punto. Nell'anteprima, anche oggi, insomma, sentiremo l'opinione di una firma illustre del giornalismo. È tornato con noi Emanuele Lauria, direttore di Repubblica Palermo, in una settimana abbastanza complicata per le cronache non solo regionali ma anche nazionali. L'ennesimo scandalo che si abbatte sulla regione siciliana, insomma ne parleremo, ma parleremo anche di altre questioni che riguardano la politica. Ciao Emanuele, bentornato. Ciao, ciao, bentrovati, ciao. Allora, Emanuele, settimana, dicevo, complicata, se non altro, insomma, per tutto quello che sta succedendo ancora, diciamo, non è l'onda lunga, non si ferma e chissà per quanto continuerà. Lo scandalo che ha investito la DC di Totò Cuffaro, certamente non è un segreto, uno, diciamo, delle figure forti di questo centrodestra, che dopo la sua vicenda giudiziaria si era ritagliato nuovamente una parte da protagonista nella politica siciliana. Adesso, insomma, è arrivato questo tsunami diciamo, che vede al centro Totò Cuffaro. C'è anche il deputato Saverio Romano, però diciamo, in questa inchiesta sembra marginale rispetto al ruolo apicale di Totò Cuffaro. Eh sì, guarda, sono i corsi e i ricorsi, possiamo dire, certamente corsi e ricorsi, diciamo, non allegri e non forieri diciamo, di positività per la regione e per i siciliani. È una brutta storia, è una storia che ci riporta, ahimè, a 20 anni fa e che ci dice che la regione, insomma, che mezza regione oggi è, almeno mezza regione, sotto la lente dei magistrati per pratiche di corruzione, pratiche diciamo, di illegalità che insomma davvero diciamo, sollevano pesanti dubbi su questa amministrazione e sul futuro soprattutto di essa. È obiettivamente una storia che messa in fila a tutte le altre, cioè a tutte le altre inchieste che stanno investendo la regione siciliana, e sono 10, non ne abbiamo contate almeno 10 e 10 pesanti, ripeto, ecco, messe in fila, insomma, ci tracciano un quadro obiettivamente di sabbie mobili dentro le quali è davvero difficile districarsi. Io non so come finirà questa storia sul piano politico a breve o subito, però io dico che andare avanti 2 anni così sarà veramente difficile. Senti Emanuele, ci sono, diciamo, più spunti di riflessione. Il primo certamente è quello che riguarda la questione morale, cioè insomma Totò Cuffaro è stato in carcere, ha pagato, diciamo, per un reato che in qualche modo, diciamo, era simile a quello di adesso, le influenze, insomma le telefonate, la vicinanza di soggetti diciamo, più o meno dubbi. Poi c'è la questione, diciamo, dell'amministrazione, cioè questa inchiesta nelle 1400 pagine, insomma, che diciamo, i giornali stanno pubblicando a spizzichi e bocconi, che abbiamo avuto modo di vedere, si vede come questo meccanismo è un meccanismo oleato. C'è un passaggio in cui Totò Cuffaro dice a un altro politico: è da 30 anni che si fa così e così si deve continuare a fare relativamente alle nomine di questo o quel dirigente. Significa, diciamo, che la politica si è presa l'amministrazione, è un mondo, diciamo, la Sicilia, dove è inutile poi girarci attorno, non esiste la meritocrazia, non esiste come dire, il piano funzionale proprio dell'amministrazione, e adesso, diciamo, noi lo sappiamo ma ce lo ripetiamo ogni volta di più. È proprio per questo che siamo ultimi in tutte le classifiche di qualità, di vivibilità, eccetera. E quindi, diciamo, più spunti di riflessione. Sì, diversi spunti, ci vorrebbe una Eh, puntata straordinaria e d'altronde tu stai facendo. Ma guarda, la questione di Cuffaro, partiamo da quella, è per me abbastanza chiara. Io sono uno di quelli che, a parte che conosco Cuffaro personalmente, perché insomma, quando ho cominciato il mio lavoro lui ancora doveva andare a Palazzo d'Orleans, quindi insomma da un po' di tempo, ma ho sempre detto, dopo la vicenda giudiziaria e dopo il carcere, che Cuffaro aveva sì scontato la pena, era stato un detenuto modello, aveva tutto il diritto di, come dire, continuare la sua ovviamente vita e di
godersi una riabilitazione. Il tema è che politicamente era inopportuno, diciamo, riprendere a fare politica e soprattutto riprendere a fare politica con un ruolo di vertice come quello che lui si è costruito, perché poi in questo è molto abile. Ahimè, quello che sta succedendo è una tragica conferma di quello che dicevamo. E qui il problema è un problema che riguarda Cuffaro da un lato, dall'altra parte diciamo anche questo chiaramente è un problema di chi gli ha riaperto le porte, perché sì, Schifani può anche adesso dirsi impressionato dal contesto, preoccupato da quello che vede attorno a lui, lo può dire, ma chi ha fatto l'alleanza con Cuffaro? Chi gli ha affidato la Gonde Share di questo governo? Cioè, Cuffaro, e permettimi assieme Emanuele, a... è un problema anche chi ha inseguito Cuffaro, perché Cuffaro in realtà all'inizio della sua rinnovata vita dopo il carcere davvero si era ritirato a vita privata, faceva la campagna, il Burundi eccetera, però c'è stata una spinta dal basso di tanti personaggi, di tanto elettorato che ha richiesto a gran voce il ritorno di Cuffaro in politica. Adesso ci spieghiamo anche il perché. Sì, diciamo, è ovvio che ci sono dei mondi che hanno spinto per farlo rientrare, però io non so se Cuffaro addirittura, come dire, per una serie di rapporti suoi che ha sempre avuto, sia stato costretto a rientrare. Questa è una delle tesi alla quale io non mi sento di accedere, quel costretto è fra virgolette ovviamente. Quel che so è che obiettivamente bisognava trovare dei meccanismi, dei sistemi, dei filtri, quindi meccanismi di impermeabilità dell'amministrazione che non sono stati trovati, perché purtroppo Cuffaro, le pratiche che faceva 20 anni fa e che sono finite dentro l'inchiesta sulle tappe in procura, tutta l'inchiesta che l'ha portata alla condanna, quelle stesse pratiche noi le ritroviamo nelle carte di oggi e c'è un'amministrazione che è letteralmente devastata da questo modo di fare politica e da un diritto che si è trasformato in favore. E sai, questa non è una, come dire, affermazione così, diciamo, astratta. Questa è un'affermazione che ti dice che in settori delicati, dove abbiamo avuto casi clamorosi di disservizi, di inefficienza, e penso alla sanità, in quei settori là si è preferito trattare sulle poltrone, si è preferito fare operazioni di basso cabotaggio piuttosto che pensare alla salute dei cittadini. Questo non è una, come dire, banalità, questo è quello che è successo in Sicilia ed è successo purtroppo per colpa di una classe politica che ha continuato a imperversare, a praticare le stesse logiche, invece di aprire un attimo, diciamo, alla modernità. Cioè, noi viviamo dentro una macchina del tempo in Sicilia. Cioè, se tu apri le pagine di questa istruttoria, di questa inchiesta, tu trovi le stesse identiche persone, sto parlando non soltanto di politici ma anche di burocrati, di funzionari, di attaché, le stesse identiche persone di 20 anni fa. Cioè io avevo ancora i cartoni corti e vedevo queste persone dentro l'amministrazione, sono le stesse. Quindi parliamo di crimine, parliamo pure di reati, ma parliamo anche di bontà dell'azione amministrativa. Non la fai se riproponi le stesse persone di prima, non la fai se riapri le porte a un partito guidato da un condannato per mafia. Senti Emanuele, ti convince... Che non ha a che fare... Che non ha a che fare, perdonami, con il Cuffaro buono, il Cuffaro cattivo, il Cuffaro che si è redento, il Cuffaro che nel frattempo è stato riabilitato. No, ha a che fare con l'igiene della politica, con l'opportunità delle scelte. Io penso che sia questo il problema di fondo oggi ed è un problema dal quale, secondo me, Schifani difficilmente uscirà. Ecco, infatti proprio volevo arrivare qui, ti convince diciamo, la scelta di Schifani, cioè la risposta a questa inchiesta è diciamo, spostiamo questi dirigenti insomma, che compaiono nelle carte. È una risposta a tuo modo di vedere troppo debole, troppo molle, ti saresti aspettato qualcosa di più e dall'altro lato, dalle opposizioni diciamo, che in qualche modo in qualunque altro paese civile avrebbero, come dire, praterie per raccogliere consensi, erodendolo proprio a tutta questa parte, a questa destra. Ti convince anche la risposta delle opposizioni in questo senso? Allora, no, la decisione di risolvere questo problema, fra virgolette, con una giunta straordinaria, quindi con un momento speciale che si è poi risolto nel sfluramento di 4 dirigenti, diciamo, non convince né me né penso nessuno obiettivamente, tanto che dentro la stessa maggioranza ci sono molti mal di pancia, molte insoddisfazioni e chiaramente si chiede di più. Questa
secondo me è un passo falso, una mossa probabilmente anche, come dire, transitoria di passaggio che fa Schifani, ma è chiaro che non è una mossa risolutiva davanti a un problema politico gigante. No. Questo da un lato. Dall'altra parte, tu mi dici dell'opposizione, hai ragione, infatti anche la prima risposta dell'opposizione a questa inchiesta deflagrante era stata una risposta piuttosto timida, cioè io mi ricordo uno dei primi comunicati del PD, e non sto a dire di quale PD, che si diceva inquietato da questa inchiesta, cioè è come dire che butti una bomba atomica e sei leggermente turbato. Ecco, già diciamo questa postura iniziale era una postura piuttosto discutibile. Adesso negli ultimi giorni è intervenuto Provenzano, è intervenuto ieri Lashline, ci sono delle prese di posizioni un po' più nette che chiedono le dimissioni del governatore e che fanno immaginare che ci possa essere una risposta che magari cancelli, diciamolo pure, anni di consociativismo assoluto che si è fatto, diciamo, dalle parti dei palazzi regionali. Il tema è che ci sono davvero in queste questioni negli anni, secondo me, tutti dentro, cioè a me quella è da 30 anni che si fa così e si deve continuare a fare così, l'ho detto Cuffaro, ma diciamo, secondo me lo avrebbe potuto dire chiunque altro che passa o comunque vive per quei palazzi. Senti Emanuele, in conclusione l'ultima riflessione la faccio su noi cittadini, diciamo, di questa Sicilia. Abbiamo gli anticorpi per difenderci da questi scandali, da queste questioni proprio che riguardano la questione morale, ma anche la praticità di ogni giorno, cioè anche per, l'abbiamo detto ed è venuto fuori anche in questa trasmissione più volte, anche per andare dal medico, per superare una lista d'attesa, per fare la fila, ci si rivolge a quel politico o a quell'amico, diciamo, nell'ospedale. Noi abbiamo gli anticorpi per far sì che queste cose non si ripetano? Guarda, devo dirti la verità, fino a qualche anno fa ti avrei detto che sì, in fondo forse li troviamo. Io sono tornato a Palermo da poco, dopo un'esperienza fuori, e l'impressione che è che sia aumentato il grado di rassegnazione della società, il grado di accettazione di uno stato di cose e anche la capacità di indignarsi diciamo, della nostra gente. Questo credo che sarà un ulteriore ostacolo da superare. Tanto è così, tanto ahimè è così basso il livello di appunto reazione nella società, tanto è così difficile trovare nell'opposizione una linea dura, un muro, che se tu ci pensi, diciamo, spesso e volentieri nella storia, specialmente nei periodi finali delle legislature, la politica ha delegato totalmente alla magistratura. Ed è quello che sta succedendo anche adesso, cioè la magistratura interviene, si prende, ahimè, in maniera che possiamo anche discutere, ma si prende una parte di responsabilità davanti a fenomeni che sono fenomeni deteriori, e a quel punto è quello che condiziona, diciamo, le svolte. Questo non è una riflessione, come dire, che faccio con, diciamo, con felicità, con contentezza. A cuor leggero, però, ne sono d'accordo. Però credo che sia questo, ahimè, la situazione. Detto ciò, mi pare evidente che così non si può andare avanti. Allora Emanuele, grazie. Oggi insomma in trasmissione continueremo ovviamente a approfondire, a parlare di questi temi dell'inchiesta, cercheremo di leggere tra le carte quali sono diciamo anche i reati insomma, che possono venire fuori da questa inchiesta. Ripeto, inchiesta della Procura di Palermo, sono 18 gli indagati, insomma, e finora anche questa storia insomma, che si dovranno presentare davanti al GIP. Queste sono diciamo, le storture diciamo, della nostra legislatura, della nostra carta giudiziaria, insomma con le varie riforme, si dovranno presentare per capire se saranno arrestati oppure no. Lo spiegheremo anche questo durante la trasmissione. Emanuele, grazie per essere stato con noi. Ci sarà con noi più tardi anche Manlio Messina, che è un'altra diciamo, delle meteore e delle schegge impazzite di questa maggioranza. Insomma, secondo me da qui alle regionali ci sarà tanto da raccontare e succederanno anche altre cose. Emanuele, grazie. Grazie. Ciao, buon lavoro. Emanuele Lauria, direttore di Repubblica Palermo. Noi ci fermiamo, piccola pausa e poi dopo la sigla cominceranno i nostri dibattiti. Cominceremo proprio con Manlio Messina.
Benvenuti, cominciamo ufficialmente la nostra trasmissione, Il Punto, dopo l'anteprima con l'opinione di Emanuele Lauria, direttore del quotidiano La Repubblica di Palermo. Insomma, mi è sembrato anche un po' sfiduciato dalle sue parole, diciamo, sul clima politico che sta accompagnando la regione siciliana. Cominciamo questa prima parte del nostro programma, lo avevamo anticipato anche attraverso i nostri social, con Manlio Messina, che ci ha raggiunto in studio, deputato alla Camera del gruppo misto in questo momento, ex parlamentare di Fratelli d'Italia. Che succede? No, È giusto, gruppo misto, ex parlamentare di Fratelli d'Italia, uomo di punta del partito della Meloni fino a quando? Fino a qualche mese fa in Sicilia. Adesso cercheremo di scoprire che cosa succede. Con noi i giornalisti, Antonio Condorelli alla mia destra. Ciao Antonio. Ciao caro Luca, mi sembra un momento abbastanza caldo, era un auspicio d'inverno. Già sta scalpitando, ci ho appena visto Manlio Messina, qui sta scalpitando. Mario Barresi, ciao Mario, vice direttore del quotidiano La Sicilia, lo diciamo da qua, lo possiamo dire, no? Grazie. Lo possiamo dire o no? Sì. C'ha un po' di imbarazzo. Complimenti. Complimenti anche a Mario. Non so se c'è Miriam Di Peri del quotidiano La Repubblica, eccola là. Ciao Miriam. Non la sento però. Dov'è? Eccola qua. Here comes the sun, eccola qua. Il nostro sole. Ciao Miriam. Benvenuta. Allora, hai visto che abbiamo qua? No, Manlio Messina, quindi avete voglia. Allora, io prima la prima domanda a Manlio Messina, insomma, anzi, facciamo così. Prima vediamo una scheda su Manlio Messina che ha preparato Simona Mazzone. Poi la prima domanda gliela faccio io, poi vi scatenate voi. Simona Mazzone. Come nelle migliori famiglie, anche tra i Fratelli d'Italia si arriva ai ferri corti, tanto che Manlio Messina, che ha lasciato il partito oltre 3 mesi fa, potrebbe candidarsi alla presidenza della regione in contrapposizione all'ipotesi di un Renato Schifani bis. Solo una provocazione? Può darsi. È l'ultimo colpo di coda, almeno per il momento, del parlamentare ex numero 1 di Fratelli d'Italia in Sicilia, che già da diverso tempo mostrava segni di insofferenza all'interno del partito della Meloni. A comunicarlo lui stesso con un post social dove annuncia: se il candidato sarà Schifani mi candiderò contro di lui. Messina parla di necessità di rinnovamento, così come quando non ci fu un Musumeci bis, oggi ministro, e il candidato fu appunto Schifani. Oggi la Sicilia, parole di Messina, ha bisogno di una guida nuova, libera da condizionamenti e capace di restituire dignità e prospettiva a questa terra. Ma è davvero una questione prettamente politica? Il parlamentare aveva ribadito anche in altre occasioni di essere stato emarginato dal partito e continua a non escludere un ritorno in Fratelli d'Italia, anche se c'è ancora qualche persona che non auspica il mio rientro, ha spiegato, aggiungendo che ad oggi mancano le condizioni. Quali condizioni? E la Meloni, con cui Messina aveva creato un solido rapporto politico e personale, cosa ne pensa? Il parlamentare, ex assessore regionale, dopo essere stato coinvolto ma non indagato nell'inchiesta che riguarda il presidente dell'Ars Galvagno e l'assessore al turismo Amata, è uscito anche indenne dalla vicenda Khan, che, ha commentato, si è chiusa con un nulla di fatto perché di scandalo non c'era proprio nulla. Oggi si schiera sul fronte dei nemici di Schifani, accusandolo di immobilismo, definendo il suo atteggiamento vaneggiante, attaccandolo di tacere di fronte ai fondi PNRR sui quali mettono le mani boss mafiosi, e lo addita come il responsabile del fallimento in Sicilia nell'ambito di scuole, sanità, servizi ai cittadini, infrastrutture, con i fondi fermi senza essere spesi. Che ci sia una faida interna alla maggioranza di centrodestra ormai è un fatto evidente, tra deputati che attaccano il governo come Messina e altri che cambiano casacca. Quindi ci chiediamo, si ricomporrà il centrodestra in attesa delle regionali del 2027? Allora, Manlio Messina, questa è la scheda che riassume gli ultimi mesi di attività parlamentare e da politico di Manlio Messina. La prima domanda che gli faccio io: a che pro tutto questo? Ma non c'è un pro, c'è la necessità di portare avanti con dignità quello che è un pensiero, quello che è un percorso. Io credo che alla fine
quando si sceglie devi avere la consapevolezza di qual è la strada migliore per te. E io ho sempre ritenuto, e la mia storia credo che lo possa testimoniare, che la strada migliore è sempre quella che ti rende felice, che ti fa stare bene. Io ho fatto scelte che mi fanno stare bene, continuo a fare scelte che mi fanno stare bene. Rinuncio probabilmente a una poltrona, sicuramente non sarò ricandidato, bene, ma sono più felice così, e quindi io credo che la propria dignità e la propria felicità non vada mai barattata con altre cose. È un pensiero mio, non dico che sia quello giusto, è quello che fa stare bene me, e quindi lo porto avanti e continuo a portarlo avanti. Quindi senza secondi fini, non c'è chi aveva ipotizzato, diciamo, che Manlio Messina era, come dire, un ariete per sfondare, diciamo, sul fronte Schifani per conto di Fratelli d'Italia, prima di un rientro all'interno di Fratelli d'Italia. C'era chi aveva ipotizzato un Manlio Messina federatore di alcuni scontenti, eccetera. Tutto questo c'è o non c'è? Ma no, guardi, per il semplice fatto che chi mi conosce sa che se dovessi mai rientrare in Fratelli d'Italia, cosa che oggi è lontana mille miglia anche dai miei pensieri, io continuerei a dire le stesse cose su Schifani, poi mi farei buttare fuori probabilmente dal partito, quindi non è che cambierebbe qualcosa. Ribadisco, chi mi conosce sa che difficilmente chino la testa di fronte a logiche di questo tipo, per cui no, non c'è nessun ariete, c'è semplicemente il mio pensiero, ed è una differenza abissale anche tra me e Schifani, anche in questo caso. Io le cose le dico nella faccia, vado in televisione e le dico, lui le affida a velline, le fa arrivare ai giornalisti e le fa uscire dai giornali. È un modo diverso di dire le cose, io preferisco dirgli in faccia quello che penso su di lui. Allora, Antonio, ci sia da parte di Renato Schifani una sorta di due pesi e due misure rispetto anche alle altre indagini, alle altre persone della maggioranza che sono state coinvolte in questi anni in approfondimenti, in verifiche della magistratura? No, non ci sono dubbi, guardi, il metodo Schifani è ormai chiaro, io ce l'ho ben chiaro e credo che ce l'abbiano chiaro anche molti alleati, se non tutti. Il metodo è molto chiaro: quando lui deve fare fuori qualche alleato perché è fastidioso, perché magari potrebbe arrivare a danneggiarlo o a togliergli la poltrona, allora lui fa il mestiere che sa fare benissimo, quello di far uscire le carte, delle carte che in molti casi non significano poi nulla, e lo abbiamo visto anche con il caso Khan. Poi le fa uscire, fa scoppiare lo scandalo, poi arriva il salvatore della patria che risolve il problema. Dietro c'è tutto un'altra narrazione, dietro la vicenda per esempio Khan, è una narrazione che è completamente diversa. Lui doveva mettere le mani nell'assessorato al turismo perché voleva quell'assessorato, perché era un assessorato considerato di serie C fino a quando Fratelli d'Italia non ha preso possesso di quella delega e farla diventare una delega importante. Ha capito che c'erano tanti soldi da spendere, ha capito che c'era la televisione, ha capito che c'era immagine, e lui vive solo di questo, e lo dice: me devo mettere le mani nell'assessorato al turismo. Non ce l'ha fatta, lo dice: screditiamo il mio avversario che non mi fa arrivare lì. Come lo possiamo screditare? Dalla velina al giornalista, fa uscire Khan e scoppia il caso. Ma cosa c'è in ballo nell'assessorato del turismo? In ballo c'è una torta, c'è un partito, qual è la verità? No, guardi, non c'è un partito, non c'è una torta. L'assessorato al turismo, quando sono arrivato io, aveva qualche milione di euro nei capitoli, un assessorato che non veniva nemmeno considerato. Noi abbiamo preso quell'assessorato e l'abbiamo fatto diventare un assessorato di punta, andando a reperire fondi europei, andando a reperire fondi ministeriali, andando a reperire fondi regionali, mettendo i fondi regionali anche a disposizione, e abbiamo fatto di quell'assessorato una macchina per promuovere la Sicilia in giro per il mondo. E se oggi la Sicilia fa più 46% di dati del turismo, oggi si deve grazie a questo lavoro che è stato fatto. I soldi sono lì per essere spesi, perché quando li rimandiamo indietro veniamo accusati noi politici che non sappiamo spendere le risorse. Se li spendiamo veniamo accusati perché li spendiamo, e allora qualcuno si deve mettere d'accordo su questa cosa. Noi abbiamo speso i soldi, io sono orgoglioso di aver speso tutte le risorse che ho reperito, le ho spese tutte per promuovere la Sicilia. Poi magari qualcosa è andata meno peggio, qualcosa è andata bene, ci mancherebbe, io non dico che abbiamo fatto tutto alla perfezione, ma certamente non c'era tutto quell'alone di scandalo che il primo Schifani ha voluto far credere per screditare un lavoro fatto da Fratelli d'Italia e dal sottoscritto. Allora, Mario Barresi, prima però ovviamente io dico attraverso queste telecamere, il Presidente Schifani, se vuole rispondere, i nostri studi, le nostre telecamere, felice. i nostri telefoni ovviamente in confronto all'americano, sempre accesi. Mario, tu a un certo punto sei diventato, come dire, il cecchino di questo Manlio Messina col tuo articolo di Khan, o no? Cioè, e da lì hanno preso spunto un po' di... Io non sono il cecchino no, nel senso che nessuno. Io hai fatto il tuo mestiere. Un lavoro di ricostruzione rispetto ad alcune spese
senza ipotizzare reati, mettendo in discussione alcune spese. Su Cannes c'è ancora aperta un'istruttoria della Corte dei Conti. Secondo la narrazione che poi c'è stata tutta dentro il partito. Io nelle ampie inchieste non ho mai detto che Manlio Messina era un bandito o uno che stava commettendo reati. Avevamo trovato alcune cose che secondo noi non funzionano. Abbiamo dato spazio anche ampiamente alla risposta dell'ex assessore, devo dire anche su alcune cose che ci siamo detti dopo, in parte è stato convincente. Cioè, così come Cannes non era lo scandalo clamoroso, all'estremo opposto non si può dire che tutto si è sgonfiato, tutto si è cancellato. È una vicenda sulle quali ancora ci sono degli approfondimenti in corso, ma il cecchino io non lo faccio, io ho fatto il mio mestiere. Se poi il nostro lavoro, come spesso succede, viene utilizzato e strumentalizzato per altri fini, si assume la responsabilità. Lo sappiamo, Mario, una cosa è sicura, io però volevo, andiamo sul tema, dai. Volevo rientrare, cioè volevo non tornare così tanto indietro nel tempo, ma andare a una mattina di inizio marzo. Fratelli d'Italia annuncia il Repulisti in Sicilia. C'è i due co-coordinatori regionali che vengono messi da parte, arriva il commissario regionale da Roma Sbardella, si chiede un azzeramento delle principali cariche perché il partito sostiene che c'erano delle cose che non funzionavano e quindi bisognava dare un segnale di svolta, di cambio di passo. Rispetto a tutte le cariche, al netto dei due ministri, lasciamoli stare, c'era un vice capogruppo al Senato, c'era un vice presidente della Commissione Bilancio, c'erano altre cariche importanti di siciliane anche a livello nazionale. Le uniche dimissioni che arrivano, ma mi risulta che vengono gentilmente e garbatamente quasi richieste, sono quelle di Manlio Messina. La domanda è, c'è tutta quella operazione, alla fine era un'operazione per far fuori Manlio Messina? Come ho detto a Luca lo sa, io non parlo di queste vicende, non commento vicende nazionali che riguardano il mio partito. Credo che sia una domanda, il mio ex partito, no, guarda, l'ho dichiarato, rimarrà sempre il mio partito perché io non aderirò a qualche altro partito, quindi rimarrà comunque il mio, quella è casa mia. Quello è il mio partito, poi il fatto che dentro ci siano persone che non siano degne di restare in quel partito è probabilmente un altro discorso. Certamente io sono degno di starci in quel partito, ho deciso di non starci perché, come ha detto qualcuno, sono un problema. Però non parlo di questo tema e sono domande che secondo me dovreste fare a chi oggi gestisce quel partito. Fategli queste domande e fategli. Io una risposta non ce l'ho, io ho fatto quello che ritenevo giusto fare, ho fatto il soldato, ho fatto l'uomo di partito e ho accettato una scelta, l'ho fatto, basta. Poi c'è una coincidenza. Un attimo che c'è anche Miriam che deve parlare. Allora Miriam. Grazie Luca. Allora, intanto lasciatemi fare le congratulazioni al vice direttore della Sicilia pure io. Scusate, grazie Miriam. Vai. Un momento tra giornalisti. No, andiamo a Messina. D'accordo, lei non vuole parlare in questa fase, insomma, di vicende passate legate al suo partito. Ha parlato di metodo Schifani. Di metodo Schifani? Sì. Schifani proprio ieri ha avviato le procedure di revoca per 3 alti burocrati. Lei sorride, Messina, però mi incuriosiva capire cosa ne pensa di questa decisione che in questo momento tocca soltanto i vertici burocratici e non entra nel merito politico di una vicenda che, chiamiamola col suo nome, è un terremoto per il centrodestra siciliano. Guardi, anche questo fa parte del sistema del metodo. Io vorrei capire perché un direttore generale, se il suo assessore gli chiede il bando, gli dà il bando, a pagare deve essere il direttore generale. Spiegatemelo. Non so se sono chiaro in quello che sto dicendo. Chiarissimo. Il direttore generale al suo assessore di riferimento dà un bando. È diritto dell'assessore avere il bando?
anche prima che venga pubblicato, perché vuole vedere, verifica, controlla, capisce se bisogna aggiungere qualcosa. Il problema è che non lo dà all'assessore, ma al dante causa dell'assessore in questa indagine. Poi, poi, almeno per quello che ho letto io, l'assessore lo dà a un'altra persona, ma il direttore che c'entra in questo caso? E allora la polizia cos'è? Per dare il segnale? Se dovesse e volesse dare un segnale, togliesse l'assessore, che è quello che eventualmente ha fatto circolare il bando. Cioè, è un metodo, cioè il suo metodo consiste nel punire qualcuno, purché venga punito, anche se quella persona non è responsabile. Ora io non so nel fatto specifico, non parlo di inchieste in corso, non mi interessa, non me ne frega praticamente quasi nulla, sono garantista e lo sono io davvero, non come qualche altra persona, ma il metodo è questo. Esce sui giornali un problema che c'è in Sicilia? Benissimo, ci vuole un responsabile, perché lui deve dare il segnale, deve far capire che lui è intervenuto, a prescindere se quella persona poi sia responsabile o no. Ma l'avete vista un'inchiesta che c'è stata poco tempo fa sulla sanità, sempre, di quel dirigente dell'ospedale di Palermo, non mi ricordo, quando ci fu il caso che scoppiò, la madre denunciò il problema del figlio che andò in ospedale, allora lì Schifani prese in mano la situazione, andarono in AS accertarono che non c'era nulla di tutto quello che era stato detto, però comunque ormai Schifani aveva detto che avrebbe fatto pulizia, e c'è un responsabile che è stato individuato che poi responsabile non era, che per fortuna ha filmato tutto, lo ricorderete, e ha fatto capire che anche coi direttori l'allora direttore generale e un deputato regionale che addirittura si intervenne per dire: guardi, meglio che lei si fa da parte. Ma io perché mi devo fare da parte se non ho? Perché Schifani deve dare un segnale e noi dobbiamo dare una testa a Schifani. Il metodo Schifani funziona così e funziona regolarmente, solo che credo che i siciliani l'abbiano capito. Se non l'hanno capito, io lo sto spiegando io come funziona. Sì, però lei l'ha sostenuto Schifani, cioè è stato un fautore della sua candidatura all'inizio, è stato intanto, fino a quando era nel partito Fratelli d'Italia, insomma lo ha anche spalleggiato, diciamo, in alcune scelte. Poi si è rotta diciamo, quasi subito con la questione di Cannes, l'idillio, però insomma, lei ricorderà che io dico ai miei, c'è un audio di sottofondo che è fastidioso, non so chi sia, però sistemiamolo. Prego Messina. Lei ricorderà che anche quando ero in Fratelli d'Italia, che litigava nella stanza accanto, le ho fatto chiudere la porta. Televisione Verità questa, vai. Eravamo proprio Casa di Peri. studio, eravamo io e lei, e attaccai Schifani raccontando anche sul caso Cannes, quello ero di Fratelli d'Italia, quindi non mi preoccupa questo. Io sono stato testimone che a Brucoli, e sottolineo Brucoli, Schifani venne alla kermesse organizzata da Messina e gli rese l'onore di protagonista del rilancio del turismo. Infatti tutti raccontammo come se ci fosse la fine di un'alta tensione. Poi è successo qualcosa dopo. E c'è una coincidenza in Non questo succede proposito. nulla, succede che vedo che non c'è nulla che funziona, vedo che dopo 3 anni non c'è una riforma fatta, vedo che dopo 3 anni lui è il commissario della Catania Palermo e deve togliere i 2 subcommissari e li sostituisce, subcommissari nominati da lui, perché sulla Catania Palermo i lavori continuano ad andare a rilento. Vedo che il commissario sui rifiuti ha fatto di tutto di più per farsi dare questa nomina e non c'è nulla fatto sui rifiuti. Una riforma che voi ricordate del governo Schifani, quella sul turismo, la mia riforma, quindi non hanno dovuto fare niente se no che portarla in aula e farla votare. Quindi cosa ha fatto il perché governo uno Schifani? deve uscire dal centrodestra per dire questo? Per parlare. La Vardera le ha reso anche gli onori diciamo, della battaglia. O non deve avere ruoli di partito. È il migliore Non si alleato potrebbe dell'opposizione. Si potrebbe affrontare un dibattito all'interno della coalizione partendo anche da con chi? Con Schifani? No, Con c'è Schifani? una coincidenza. Ma signori, perché ma prima voi delle lo dimissioni, conoscete meglio di me Schifani. prima delle dimissioni c'è una coincidenza, che sia Gaetano Galvagno e è quasi certo che questa indagine su Galvagno in ogni caso sia partita da una costola di Cannes, sia anche Elvira Amata, nelle interlocuzioni sia interne con Fratelli d'Italia, ma pare anche con la Procura, pare che a un certo punto abbiano tirato in ballo Manlio Messina. Cioè quello che è successo è colpa di... È vero o non è vero? Che c'è stato... Non so nulla. È vero o non è vero che c'è stato da parte dei componenti importanti del partito uno scaricabarile nei confronti di Manlio Messina, tant'è che noi abbiamo pubblicato poi a un certo punto il suo certificato di casellario giudiziario, che era uno dei più puliti di Fratelli d'Italia, a dimostrazione
del contrario. Non so, a me nessuno ha mai detto questa cosa, quindi le direi una bugia se... Però la coincidenza temporale c'è tra queste audizioni in procura Pro Biviri e dimissioni. Subito dopo, sì. No, ma non c'entra nulla, questo lo posso certificare né con Elvira Amata né con Gaetano Galbani, con cui ho un ottimissimo rapporto, non credo che abbiano detto queste cose, non mi risulta, la seconda volta che le sento, la prima volta le ho lette, ora le sto risentendo, non mi risulta nulla di tutto questo. Che parte da Canna è vero, ma Canna la responsabilità non è di Manlio Messina, la responsabilità di Canna è di Renato Schifani. Perché? Perché lui ha fatto uscire le carte facendo montare uno scandalo. Che scandalo? Mario, guardi Messina, stiamo mandando quello che doveva essere. Mi ricollego, il vice direttore della Sicilia dice una cosa giusta: il caso Canna ancora non è chiuso, ma non è chiusa la Corte dei Conti. Certo. Ma io vi invito ad andare a vedere tutti i procedimenti che ci sono alla Corte dei Conti aperti sulla Regione Sicilia, mica c'è solo Canna, ce ne sono decine e decine, perché è chiaro che un errore amministrativo ci può stare, ma non c'è nulla dal punto di vista penale, non c'è corruzione, non ci sono atti illeciti, gli indagati, cioè i miei direttori, sono stati tutti quanti archiviati. Io non sono mai stato indagato sulla vicenda Canna perché non c'è nulla, ma io sono certo che non c'è nulla e avrei messo anche la mano sul fuoco sui miei dirigenti, so perfettamente che non c'è nulla. Qual è la sua verità su Sabrina De Capitani? Glielo dico subito, perché ci sono queste immagini e lei è stata una delle protagoniste. La verità su Canna è che si è semplicemente screditata la Sicilia agli occhi internazionali, perché Cannes era uno degli eventi più belli che la regione siciliana avesse organizzato, perché quando io sento parlare di mostra, io sono certo e sono convinto che nessuno sa che cosa fosse Cannes, perché sono andate ora le immagini, se le potete rimandare le facciamo rivedere. Chiamole in doppia per grafica, esempio qualcuno sa che nel costo c'è questa struttura che rimaneva di proprietà della Sicilia, della regione siciliana, e questa struttura avrebbe fatto il giro dell'Italia in tutte le altre mostre cinematografiche. Qualcuno l'ha mai raccontata questa cosa? Quanto costa una struttura di queste? Cioè come arredi Monte Smonta? No, tutto, anche la struttura, proprio la struttura. Monte Smonta. Siamo sulla promenade era una struttura amovibile che veniva smontata, messa a Giardini Naxos per esempio. Esatto, ed era di proprietà della regione, faceva parte del pacchetto che ovviamente si sarebbero spesi per Cannes. È stato un evento fatto di degustazioni, chef, mostre, proiezioni di film, conferenze stampa di film, presentazioni di nuovi film, c'era di tutto all'interno del padiglione della Sicilia, c'era veramente di tutto, e chiunque veniva a Cannes, anche siciliani e italiani, dicevano ma guardate cosa ha fatto la Sicilia. Questa era la promenade, no, questa cos'era? La promenade della Crosetta, è bellissimo. Questo sarebbe stato montato sulla Crosetta accanto al Festival di Cannes e tutto il mondo avrebbe visto la Sicilia in primo piano. Oggi per entrare a Cannes, se qualcuno riesce a entrarci, perché non è facile entrarci, ci vogliono 5 milioni di euro. Allora abbiamo 3 minuti. Abbiamo 3 Sabrina minuti. De Capitani. Sì, Sabrina De Capitani. Un flash. Io posso parlare... Consulente di Absolute Blue Società. Assolutamente sì, io conosco Sabrina De Capitani, in realtà un altro evento, era consulente dell'evento di Bocelli e Mitorai, organizzato a Noto, non so se voi ve lo ricordate, era tra l'altro durante il periodo del Covid. Ho sempre ritenuto che fosse una persona in gamba, preparata, a me non ha mai fatto o proposto nulla che fosse fuori dalle logiche, da ogni tipo di sistema. Io posso giudicare le persone per come si comportano con me. Con me è stata assolutamente svizzera in tutto quello che ha realizzato, quindi non posso che parlarne bene. Un ritorno flash brevissimo. Pure questo a Fratelli d'Italia. Noi abbiamo raccontato pure il caso di Cannata. Non siamo stati Mario, perché sennò abbiamo da Canna a Cannata. Da Canna a Cannata, le cosiddette collette. Perché questo doppiopesismo del partito? Cioè, a Messina accollona cose anche possibilmente di cui non è responsabile. Su Cannata il commissario regionale dice: anch'io facevo le collette quando ero boy scout. È successo qualcosa a livello nazionale o è un problema locale? C'era una guerra tra bande? C'è una guerra, c'è stata una guerra a Siracusa, ma non solo, in Sicilia. Questo ormai è accertato, solamente chi vuole fare finta di non vedere non vede, mi pare abbastanza evidente. Il tema è semplicemente, dice bene lei, i pesi e le misure. Io non lo so, io le ho fatte pure, non le collette, facciamo le raccolte, se in sede ci serviva una scrivania, quindi una tantum. Certamente non facciamo
facciamo collette ogni mese raccogliendo soldi in contanti senza lasciare ricevuta e senza sapere come vengono spesi questi soldi. Questo è un altro tema. E se Cannata dice che sono cose legali così come qualcun altro, facessero vedere le carte, ci dicano quanto ha raccolto, se vuole glielo dico io, ci dica come sono stati spesi. Se fate il conto, almeno sono 7-8 persone quelli che hanno dichiarato che versavano soldi ogni mese, la media di 400 euro per 10 anni, fatevi il conto di quanti sono. Anche Cannata può rispondere. Le faccio le ultime due domande. Uomo sei? Poi se è legale o no io non lo so, però se uno che vuole dire, che dice che è normale, faccia vedere le carte. Una rendicontazione. Una rendicontazione, come sono stati spesi, a chi andavano questi soldi, un conto corrente o erano tutti in contanti? Allora Messina, uomo sei? È lei, no? Ah, boh. Ancora è un mistero che io non ho mai risolto. No? Se qualcuno me lo dice io le posso rispondere. Sì. Tu annuisci. Sì. È lui. Qualcuno dice la sì. Meloni, ma in tutto questo la Meloni, cioè voi eravate amici, ora al di là di che sia la Premier, il Presidente del Consiglio, eccetera, la donna più importante d'Italia in questo momento. Ma dico, secondo lei il Presidente del Consiglio sull'orlo di una possibile terza guerra mondiale sta pensando a Uomo 6, il caso Cannato, il caso Messina? Sarebbe offensivo se ma noi sull'uscita però, sull'abbandono del partito. Ma anche sull'uscita di Manlio Messina, di comunque una persona che in questo momento ha responsabilità enormi. Ma c'è la sorella, c'è il cognato, c'è... mi ha chiesto della Meloni, non mi ha chiesto della sorella del cognato. Allora la sorella, è venuto qualcuno a livello umano a cognome Meloni a dirle qualcosa. Ma io ho rapporti ottimi con tutti, cioè non ho problemi, io parlo con tutti, questa è una vicenda politica, poi io la interpreto anche dal punto di vista umano, ma è sicuramente una questione politica. Poi dal punto di vista umano io ho ottimi rapporti con Arianno, ho ottimi rapporti con tutti i dirigenti, con quasi tutti i dirigenti, con i miei colleghi parlamentari, con i parlamentari regionali. Io non ho problemi, non ho mai avuto problemi quasi con nessuno. Luca, glielo chiediamo l'ultima cosa, Sì. quel tormentone sui social che mi mandano in continuazione, tocca il cielo con un click. È una cosa privata, non possiamo dire, vogliono sapere. Io mezza idea di attività imprenditoriale che arriva sui cieli me la sono fatta, però la compagniere. se non vuole spoilerare niente lo Dai, spoilera tu, aspettiamo dai, spoilera tu. No, io dico che sicuramente non è una cosa politica. No, perché si era capito. Molti ancora dicono, ma cos'è un partito nuovo? No, la politica non c'entra niente, è un'iniziativa che porto avanti da tanto tempo e che ora finalmente stiamo realizzando, non lo posso dire. Diciamo che ha a che fare un po' col turismo e un po' con i partito dal trasporti. Gabbiano. Vola, gli aerei Messina Airline, non è male come tipologia. Allora, va bene, grazie Manlio Messina, dobbiamo fermarci. Non c'è più niente da dire, siete sicuri? Ci sono tante sarebbero. Miriam, com'è? La fai posso da congedare? Messina al Sicilia Express. Cosa? Come? È la risposta di Manlio Messina al Sicilia Express. Questo tocca il cielo con un click. Io vorrei dire una cosa su un passaggio di prima, se posso, se ho 30 secondi. 30 secondi. Io continuo e rimango fermamente nel centrodestra, sono un uomo di centrodestra e anche qui mi consentite di dire che è la mia storia che lo può testimoniare, non avendo mai cambiato partito in 35 anni. E io sarò a lavorare per un centrodestra unito. Io ho specificato che la mia candidatura sarà certamente in campo se il candidato dovesse essere Schifani, ma se il centrodestra trova l'unanimità su un altro candidato, ben venga, io sarò felice di magari se questo candidato fosse Nello Musumeci, il grande ritorno, ne sarebbe felicissimo. Antonello ha fatto anche un'apertura recentemente anche torna a casa, allora, torna a casa tanto se si candida lo rivediamo qua perché insomma si deve fare campagna elettorale quindi poi ritornano tutti. Va bene, grazie. No, magari prima per presentare la compagnia. Darci allora, grazie a Manlio Messina, pubblicità, noi restiamo tutti qui dopo.
Rientriamo in diretta, adesso non vedo il segnale, però ecco, dovremmo esserci in diretta, vediamo, chiedo alla regia, eccoci qua, siamo in diretta. Abbiamo cambiato lo studio dopo Manlio Messina e adesso apriamo la pagina dell'inchiesta che sta sconvolgendo la Sicilia dal punto di vista giudiziario e dal punto di vista ovviamente politico. La regione, l'ARS, l'inchiesta sul sistema Cuffaro, così l'hanno definita i magistrati. Allora do il benvenuto a Nicola D'Agostino, deputato regionale di Forza Italia. Grazie. Benvenuto D'Agostino. Do il benvenuto al segretario regionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo. Buonasera a tutti. Parlamentare nazionale anche dei Dem. Anche lì ha fatto sentire, anche in quell'aula, ha fatto sentire la sua voce su quello che sta succedendo in Sicilia. Saluto Totò Calì, è rimasta con noi Miriam Di Peri, è rimasto con noi Antonio Condorelli, eccolo qua, Antonio Condorelli, Mario Barresi e Miriam Di Peri che resterà con noi però per poco. Allora Totò, facciamo così, parti tu così l'alleggeriamo perché sennò poi diventa pesantissimo. Vai. Va bene, insomma... Notizie che ritornano. Cosa dici tu ogni volta che c'è un'inchiesta? E niente, ma siamo fiduciosi nella magistratura e siamo sereni. E questa è la frase di circostanza. Vai, vignetta, prima vignetta. Vai. Ecco qua. Un grande classico. E questo è Cuffaro, un altro fiasco. I have a drink. I have a drink, la famosa frase che pronunciò, dov'era? Non mi ricordo. Era a Ribera per una manifestazione. Un altro fiasco, I have a drink. Poi... E questo è sempre lui, Cannolic. Cannoli. Peccato. Beccato con i cannoli. Perché ormai ci possono fare i fumetti. Poi andiamo, prossima vignetta, sempre Cuffaro. Sempre lui. Ecco qua. Col tuo curriculum abbiamo pensato di assumerti. Ecco. Andy Bassotti. C'era un partito che chiamava tutti... C'era Cateno De Luca, era uno degli slogan preferiti di Cateno De Luca. La banda Bassotti era riferito ovviamente. Ora li chiama un po' meno. Destra quando lui andava... Ora un po' meno, visto che è entrato in maggioranza praticamente. È entrato anche lui, diciamo, in maggioranza. Poi che è successo? Il sindaco. Questo invece riguarda il nuovo sindaco di New York che insomma ha stupito un po' Trump. Dice, ma com'è possibile? Dice, fatene una ragione, si chiama libertà. Abbiamo un po' di America qui, lo sai, al tavolo, no? Abbiamo un po' di America al tavolo. Prossima vignetta, abbiamo un'altra? Ecco. L'ultima. Questa è poetica. Questa è poetica, questa è poetica. Non potevo non fare un omaggio a Forattini, che è scomparso questa settimana, disegnando quello che è uno dei suoi personaggi più famosi, che è Spadolini, insomma. Spadolini, eccolo qua, è l'addio a Forattini, insomma, grande vignettista, ti sei ispirato tu nel tempo. Allora, grazie Totò, ci vediamo la prossima settimana, credo, no? Sì. Grazie, buona continuazione. A te, ciao. Allora, inchiesta sistema Cuffaro, sistema che ha sconvolto, diciamo, la politica, diciamo, all'inizio di questa settimana esce come dire, una richiesta di arresto. Adesso qui la dobbiamo spiegare bene. Da parte della Procura di Palermo ci sono 18 nomi, poi si aggiungeranno altri due indagati. Tra questi nomi ci sono diversi dirigenti, diciamo, imprenditori e personale della regione siciliana, ma ci sono due nomi che spiccano, uno è quello di Totò Cuffaro, uno è quello di Saverio Romano. Saverio Romano si premurerà a dire io in questa vicenda non c'entro niente, è un orrore giudiziario. Totò Cuffaro invece ha detto queste parole qua. Hanno perquisito, hanno preso un sacco di carte che c'hanno a casa mia, figuriamoci. Ci sono molti curriculum, tante cose. Non so bene che cosa, perché insomma le hanno prese, non mi hanno detto cosa prendevano. Però sono stati gentili, cortesi, hanno fatto un lavoro, devo dire, scrupoloso ma educato, e quindi ci è voluto del tempo perché guardavano le carte a uno e man mano che le guardavano le sequestravano. A proposito di curricula, una delle accuse a lei avrebbe influenzato un concorso di operatori sociosanitari. Sì, ho letto anche questo, ma quello era un concorso di stabilizzazione dove le persone che partecipavano erano già tutte persone da stabilizzare,
non credo ci fosse un concorso, era proprio una stabilizzazione post-Covid, però questo lo vedremo dopo quando me lo contesteranno. Adesso ho trovato solo scritto una cosa, mi pare che non ci siano elementi che possano riguardarmi, però le valuteremo. La procura fa il suo lavoro, scrive tante cose, poi piano piano leggeremo le carte, perché adesso abbiamo letto soltanto le intestazioni, faremo le nostre valutazioni assieme all'avvocato. Mi fido della giustizia, ho un'ostinata fiducia nella giustizia, guarderemo insieme le carte con l'avvocato, vedremo quali sono. Ho certezza di non avere mai preso soldi e meno che mai di averle date, quindi vedremo. E questo è Totò Cuffaro. Antonio, allora, parto da te che ci racconti questa... La situazione è molto chiara. Viene fuori sostanzialmente che Totò Cuffaro non avrebbe mai smesso di essere Vasa Vasa, perché mentre parlava del Burundi, mentre richiedeva il sorteggio per i dirigenti, a quanto pare, oltre a derubricare queste cose a delle fesserie, a quanto pare lui in realtà era il regista e sarebbe parte addirittura di un'associazione per delinquere, un 416 viene anche contestato. Quindi c'è qualcosa di più di quello di cui noi parliamo sempre, del fatto che senza una raccomandazione non riesci a fare una visita medica. In questo caso, secondo le ipotesi della magistratura, esisterebbe proprio un sistema, un'organizzazione stabile di gestione di appalti, di assunzioni. In quel caso, anche se era una stabilizzazione interna, almeno 6 avrebbero avuto addirittura prima le tracce che erano poste alla base di questa stabilizzazione, e c'è da discutere anche su quello che è il ruolo effettivo dei dirigenti nominati dalla politica, perché loro diventano longamanus della politica. Allora Antonio, prima di dare la parola a Mario, saluto anche, ci ha raggiunto Giuseppe Pietone, il collega del fattoquotidiano.it. Ciao Giuseppe. Buongiorno a tutti. Ciao Giuseppe, anche lui ha scritto in questi giorni di Cuffaro, perché poi ci sono tante vicende collegate a questa inchiesta, Mario, no? Un faldone di ricostruzioni imponente, cimici e telecamere ovunque per ricostruire 3 anni di movimenti di Cuffaro e del suo sistema. Io mi stupisco sinceramente dello stupore, nel senso che se uniamo i puntini di tante cose che sono state raccontate in questi anni, lette, non è così stupefacente quello che... Cioè, certo, il sistema e l'organizzazione da cui faceva riferimento Antonio hanno un pesante rilievo penale, però abbiamo qua un esponente dell'opposizione e uno della maggioranza. Cioè, mi sembra che l'indagine è su Cuffaro ne risponderà giuridicamente e penalmente, ma non penso che questo centrodestra di governo si comporti in modo diverso da Cuffaro. Cioè non è un sistema, dici non è un sistema solo Cuffaro, è un sistema. Cuffaro, io non lo so, sfido magari ad avere le cimici per 3 anni, probabilmente la lista si allungherebbe tantissimo. Quando noi scriviamo, non noi come giornale, ma tutti i giornali, il toto nomine, attribuendo a ognuno dei manager una paternità politica di partito e addirittura di deputato o di corrente di quel partito, e nessuno ci smentisce, la fotocopia dell'articolo, poi il link del sito, già di per sé stesso sono notizie di reato. Cioè, quindi il sistema ce l'abbiamo ogni giorno davanti agli occhi. Però... Se poi il dirigente nominato dalla politica deve rispondere alla politica, perché sennò la prossima volta non lo nomina, io non mi stupisco nemmeno di questo. Quindi questa tendenza a fare il ciaula scopre la luna, non c'è nessuna luna da scoprire, e lo dico anche provocatoriamente, all'opposizione. Cioè, è un sistema così. Non aspettiamo che escano 1500 pagine di tra l'altro, tra tutte queste intercettazioni, Cuffaro diceva a un suo interlocutore: senti, lo devi fare perché è 30 anni che si fa così. Quindi Allora, io insomma da anni denunciamo come Partito Democratico un sistema di potere, di clientele, una burocrazia e un sistema di potere
della politica marcio in Sicilia. Se ne sono accorti tutti tranne Schifani, insomma, che dice che lui non ne sa niente, che anche le misure che ha adottato nei giorni scorsi in giunta sono francamente dei pannicelli caldi. Abbiamo denunciato per anni questo sistema, io non credo che sia soltanto Cuffaro, l'abbiamo denunciato anche con riferimento a diverse altre procedure, francamente però questo lo voglio dire, non pensavamo, cioè la realtà ha superato la fantasia, cioè, immaginare che nella commissione dell'Ars, come ritiene la Procura, uno dei politici più autorevoli, cioè il capogruppo della Nuova Democrazia Cristiana, faccia il galoppino e consegni una mazzetta a dire della Procura di 25.000 euro nelle stanze della commissione dell'Ars, questa è una cosa che francamente noi neanche avremmo immaginato. Così come venivamo da esperienze drammatiche come quelle che avevano riguardato proprio Cuffaro sulla vicenda di 20 anni fa delle talpe nella DDA, leggere nelle interviste, nelle intercettazioni che c'è un ufficiale dei carabinieri che sarebbe la talpa, è una cosa che anche questa è stato un trauma, non credo solo per noi ma per tanti altri. Ecco, di fronte a questo punto così basso serve una reazione, perché è emerso anche nel dibattito. C'è questa reazione, Barbacano? Ma la reazione c'è, noi martedì abbiamo indetto una manifestazione in piazza sotto Palazzo Orlando per richiedere nuovamente le dimissioni di Schifani, ma chiediamo le dimissioni di Schifani non per una questione di convenienza o di tornaconto, noi chiediamo le dimissioni di Schifani perché oggettivamente Schifani non è in grado di rompere questo sistema che ha visto lui al vertice della gestione della pubblica amministrazione, cioè tutte queste cose, e la vicenda del sistema Cuffaro è l'ultima, sono accadute per una negligenza di Schifani, per una culpa in vigilante di Schifani, che avrebbe dovuto e potuto adottare gli anticorpi necessari, avrebbe potuto aumentare il sistema di infiltrazioni nei confronti della criminalità organizzata, avrebbe potuto nominare dirigenti di livello. Io lo dico chiaramente, il PD quando era al governo nazionale ha imposto la norma per cui i dirigenti che andavano in pensione non potevano più rientrare dalle finestre. Avete detto bene, nel sistema di relazione, nelle migliaia di pagine, spuntano gli stessi nomi, tanti dei quali erano quelli di 20 anni fa, che con questa norma sono usciti dalla porta e sono rientrati dalla finestra per garantire quel sistema di relazioni e di potere. Lo abbiamo detto più volte a Schifani. Fai le selezioni pubbliche per i migliori manager non solo nella sanità, guardate che il tema non è soltanto la sanità, la dimostra l'indagine dei consorzi di bonifica, ma anche nei posti apicali della selezione i migliori, e invece Schifani si è prestato a questa relazione e per questo in un ARS, e chiudo, che ancora in questa legislatura non ha approvato una riforma, cioè non possiamo noi pensare che la Sicilia abbandona gli ultimi posti nelle classifiche senza e Schifani non è riuscito a garantire una riforma nel alla contenuto. Sicilia. Allora, D'Agostino. Ma io sulle riforme, le riforme sono discussioni che mettiamo sul tavolo di dibattiti politici che a volte sono parole al vento, non significano nulla, perché poi bisogna vedere che riforme, perché cosa dobbiamo riformare, come se fosse necessario fare delle riforme per forza, non è che la riforma è uno strumento che utilizziamo in maniera molto ideologica. No, io da un lato sento di difendere Schifani perché si trova tra due fuochi, c'è un'azione di governo in questi 3 anni è stata un'azione di governo importante che ha prodotto grandi risultati. Io dico, le avete elencate anche voi della stampa: l'azzeramento del debito, le scelte sui termovalorizzatori, l'impulso che si sta dando sulle ferrovie, sulle strade, e anche la necessità di fare in modo che questa valanga di denaro che c'ha la Regione Siciliana venga in qualche modo impiegata e spesa nel migliore dei modi. E lui si è molto lamentato con i dirigenti che sono rimasti indietro, quindi c'è da una parte questa azione propulsiva, la sua capacità relazionale, andare a Roma, riuscire a risolvere tanti problemi a Roma e fare sì che la credibilità nostra siciliana fosse nel rapporto Palermo-Roma a un livello migliore rispetto che al passato. Dall'altra parte c'è obiettivamente un impoverimento umano, un impoverimento del dibattito politico, una spavalderia, un'arroganza che si legge da tutto quello che è stato pubblicato e che è uscito fuori da un'indagine di una magistratura, diciamolo, di una magistratura
che a Palermo è una magistratura serena, non è una magistratura come dire ghibellina, una magistratura che va col non lascia e con la ghigliottina a cercare il malaffare. È una magistratura serena che ha fatto un'indagine dal quale sono emerse un'indagine nata, poi abbiamo scoperto sono emerse delle caso, proprio... sì, no, ma emergono preoccupazioni importanti, inquietanti. Ora, al di là di quelle che sono le responsabilità penali, quantomeno dobbiamo aspettare l'interrogatorio di garanzia per vedere come si difendono gli indagati. Certamente c'è una serie di cose all'atere che si vedono, il problema morale che diceva prima Mario Barresi che c'è. No, ma ha detto un'altra cosa, dice sfido chiunque, dice tutti fanno così. C'è magari in maniera meno spavalda. Ma ho parlato di spavalderia, di arroganza, di disinvoltura, che è purtroppo un fatto che negli ultimi anni, e io Antonio lo sa, siamo da tanti anni lì in Assemblea regionale, lui adesso è a Roma, non c'era in passato e adesso ce n'è. C'è anche un racconto, unendo i puntini, quasi di un governo parallelo, di un governo ombra. Si faceva poco fa l'elenco delle cose di Schifani, ma nel frattempo nei retrobottega anche non solo i cortigiani, perché questi lo facevano con Crocetta, con Lombardo, con Musumeci, lo continuano a fare con Schifani, ma anche i presunti alleati fedeli, e questo è anche il risvolto umano e politico. Cioè Cuffaro è l'alleato chiave, è l'azionista non di maggioranza relativa, ma la persona più vicina, la persona in assoluto più vicino a Schifani, e da quelle carte si capisce che mentre Schifani va a Roma o esce le carte o si scontra con Manlio Messina, nel frattempo il governo parallelo muove altre carte, fa delle altre cose. Ma questo scusate un attimo, noi dobbiamo andare in pubblicità. Sì, però raccontata così non è esattamente. Allora, la riprendiamo subito non è esattamente giusto. Dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora, prima di dare la parola ad Agostino un attimo, facciamo anche un'altra considerazione, la facciamo fare ovviamente al nostro Giuseppe Pipitone, che tra l'altro anche in questi studi si è scontrato diverse volte proprio con Totò Cuffaro, perché titanici, Pipitone, Cuffaro, scontri titanici. Una volta l'ha mandato alle Seychelles, questo era un grande ricordo, vero Giuseppe? Ciao Pipi. Ciao Mario, saluto anche Miriam, so che è andata ormai. È andata Miriam è andata, la salutiamo anche noi. Allora, una precisazione, l'intervista che abbiamo mandato poc'anzi di Cuffaro, che era un'intervista che girava, noi l'abbiamo recuperata dal web, era un'intervista che ha realizzato la testata TGR Rai, che ovviamente poi è andata camminando, come spesso succede, lo sappiamo, con le pagine dei giornali, con le interviste, con le clip eccetera. Un poi curioso arriva e girano ovviamente sul web, tanto dovevo ovviamente anche ai colleghi della TGR. Prego Giuseppe. No, ricordavi bene, all'epoca era subito dopo l'arresto di Messina Denaro e Cuffaro mi accusò di non avere il sentimento dell'amicizia, come abbiamo visto in questi giorni. Spiega il perché. Il sentimento ce l'ha sempre avuto molto forte dell'amicizia, no? Hai citato anche l'intervista, mi ha molto colpito quell'intervista perché è un po' un'intervista a Magritte, no? Lui dice il concorso non è un concorso, quel concorso non è, cioè in che senso non era un concorso o non era un concorso? Quindi siamo ovviamente alla mistificazione del giorno dopo, ma vabbè, io credo che ci sia qui un problema serio di rappresentanza. E poi se vuoi parliamo dell'inchiesta, non lo so, però Cuffaro non è un infiltrato nella politica siciliana. Cioè il padrone, leader assoluto di un partito che pigliava quanto? Il 7%. Però era l'ago della bilancia. Lui diceva noi arriviamo a 140.000 voti, addirittura emerge anche da quello che abbiamo letto sui giornali che c'era in ballo, diciamo, almeno lo dicevano due suoi collaboratori, non l'ha detto lui, l'idea di correre alle prossime regionali come presidente della regione. Diciamo, ce lo siamo tutti immaginato, Mario, ne abbiamo parlato varie volte, secondo me avrebbe tranquillamente vinto. Perché? Perché io l'ho visto, sono sceso varie volte in Sicilia per vedere i comizi di Cuffaro. Guardate che Cuffaro era ancora oggi amato, ce lo votavano perché lo volevano votare. Il grande errore che si è sempre fatto tutte queste dinamiche in Sicilia non erano voti, non era compravendita di voti, c'erano voti veri li capia.
li pigliava anche dopo la galera, dopo che abbiamo scoperto i fatti di ormai 15 anni fa. Cioè, dico, quindi io, se fossi nei signori, nei politici ospiti tuoi oggi, no? Magari inizierei a dire: ma che cos'è che abbiamo sbagliato in questi 15 anni che non abbiamo creato un'alternativa tale per cui, se Cuffaro torna a fare politica, riprende una caterva di voti e soprattutto ha le capacità tali per essere Vi fondamentale. faccio rispondere da D'Agostino e da Barbagallo. Non sono d'accordo, Cuffaro si è ricandidato. Io sono d'accordo sul fatto che molto probabilmente il senso di opportunità avrebbe preferito che Cuffaro non si ricandidasse e non si rimettesse più in politica. L'ha fatto, è una scelta sua, la legge glielo permette, siamo in democrazia, ma non è che abbia preso questa gran caterva di voti, ha preso il 5, il 6%, il 7%, non è una caterva di voti. Sono dei voti di simpatia, se per questo prendono un sacco di voti il Movimento 5 Stelle, prende un sacco di voti l'ultimo contestatore che si mette a fare politica, quindi voglio dire tutta questa importanza io non la darei più importanza poi ai comportamenti, quelli sì, che ci devono fare riflettere. Voglio tornare alle parole prima di Mario Barresi, cioè, qui, se c'è una persona che è lesa, a parte il popolo siciliano, il Parlamento regionale, le istituzioni, certamente Schifani, il quale deve reagire. Innanzitutto bisogna riflettere. Bisogna riflettere. Ma è bene. Una reazione questa dei dirigenti? Io capisco la prudenza. La prudenza oggi impone a chi è garantista, innanzitutto leggiamoci le carte, ancora non abbiamo avuto leggere le carte. Aspettiamo 3-4 giorni che ci siano gli interrogatori di garanzia e poi decidiamo cosa fare. Decide il Presidente cosa fare. Innanzitutto i partiti del centrodestra dovrebbero toglierlo dall'imbarazzo di alcuni frangenti, perché lui è parte lesa, si è fidato in questi anni dei partiti e di tanti soggetti che ovviamente sono leader di questi partiti e ha visto che a volte questa fiducia era mal riposta. Il problema c'è. Non possono certamente... Però ora mi viene facile fare il parallelismo. Però dico, poco fa c'è stato qui Mario Messina. Dico, per una vicenda ha spostato assessori, ha preteso il cambio di nomi, eccetera, eccetera. Su questa vicenda, devo dire, oggettivamente, io credo che Schifani sappia cosa deve fare. Sta facendo le cose con la giusta ponderazione, perché qui c'è da tenere un equilibrio, c'è una regione da governare, scusa, fammi finire, c'è una maggioranza da comunque tenere in piedi, che non è, qui si tratta di adesso stacchiamo la luce e ci andiamo tutti quanti a casa, non mi pare neanche il caso, non succederà. Lui sa cosa si attendono i cittadini in maniera particolare, che Schifani deve avere rispetto da Presidente della Regione dei cittadini, lui lo sa cosa si aspettano i cittadini e sa che messaggio deve mandare ai partiti, soprattutto a quelli di cui lui si è fidato abbondantemente. Ingenuità, uno questo è Cuffaro certamente, sappia cosa deve fare e lui deve essere adesso forte con i più forti, che sono soprattutto quelli forti ed arroganti. E io credo che Schifani sappia farlo, questo è una cosa che tutti ci aspettiamo, perché è giusto. Penso che il centrodestra abbia un timore, quale timore? Se posso fare una riflessione molto breve. Il centrodestra ha il timore, secondo me, che non è strettamente connesso a ciò che sta accadendo a Cuffaro, anche perché non ho letto nessuna dichiarazione, non solo di condanna, ma neanche di rimprovero, di tiratina d'orecchio, non dico di presa di distanza. Il timore che ritengo abbia il centrodestra è cosa possa accadere qualora Cuffaro dovesse parlare, perché questa ragnatela che passa da questi vicoli così stretti delle nomine dei dirigenti e finisce negli appalti, nella singola decisione anche di una piccola promozione interna dove è in grado di veicolare in anticipo le domande ai partecipanti. Vogliamo provare a ipotizzare cosa vuol dire questo a livello di una macchina regionale che si basa sulle stesse regole, perché i dirigenti sono stati nominati allo stesso modo dagli stessi partiti. Allora, c'è un timore nel centrodestra del caso in cui Cuffaro possa parlare? Ma di cosa dovrebbe parlare Cuffaro? Cioè, non lo so. Della verità. Qui apri scenari che sono veramente inquietanti. Io non voglio osare. Si possa arrivare addirittura a questo. Cioè, il centrodestra in questo momento sta riflettendo su come andare avanti, che è la cosa più importante, e come farlo con dignità e con intelligenza e con, voglio dire, la forza necessaria, perché se qui esce fuori che c'è un momento di cedimento, che c'è debolezza, che c'è confusione, che non c'è un'addirittura morale
giusta, corretta, che è quello che tutti ci aspettiamo. Che l'inchiesta si possa allargare, c'è anche l'ipotesi che l'inchiesta si possa allargare, perché vengono fuori nomi, dazioni di soldi importanti. Antonio, parliamo di cose che non sappiamo, così faremo discorsi all'infinito. Mario, gli dai un assist per... Facciamo completamente. Io credo che intanto è cambiato il quadro politico, perché viene meno una delle gambe solidissime del governatore. In questi anni ci hanno raccontato... In che termini? Di fedeltà? Che è finito il partito personale. Oggi è finito il partito personale di Cuffaro, no? Cioè noi l'abbiamo sempre Poi si è detto dimesso, tra che l'altro, non esisteva questa rivisitazione della democrazia anche questa cosa delle dimissioni va approfondita. Perché si dimette Cuffaro? Questa allusione... Ha detto una questione di opportunità, ha detto, per lasciare liberi, di riflettere. Ma era il minimo che si dimettesse al suo partito. In questi anni noi abbiamo sempre detto che Cuffaro aveva fatto un partito personale fondato sulle clientele e su relazioni promiscue. Questo è stato un partito personale che oggi scompare con le sue dimissioni e che ha vissuto per anni di questa allusione, questa rievocazione con la vecchia Democrazia Cristiana, col partito che di fatto era maggioranza relativa per tanti anni durante la Prima Repubblica, perché non cade solo Cuffaro, cade anche Pace e tutto quello che rappresentava quel mondo. Quindi questa gamba oggi scompare. Questo partito ha 2 assessori in questo momento in giunta. E il tema... la famiglia, anche gli enti locali, più ovviamente. La storia, come dire, dimostrerà se ancora riesco. Io francamente mi sembra lontano dalla realtà ogni altra previsione. E poi c'è il tema della credibilità oggi del governo regionale, su cui Schifani si dovrebbe misurare ogni minuto. Guardate, Cuffaro prima ha dichiarato che non era un concorso, ma intanto c'erano quelli che erano nella graduatoria originale, quei ragazzi che oggi sono finiti a lavorare al nord Italia, e a quei ragazzi il governo della regione oggi è chiamato in modo cautelare a dare una risposta, perché altrimenti già la credibilità è sotto i piedi, finirà sottoterra, perché non è possibile che con la forzatura della politica e di un leader politico dei partiti del centrodestra alcuni ragazzi hanno visto cambiare il proprio destino, e non sono quei ragazzi ad aver visto cambiare il proprio destino, ci sono tante altre procedure, tanti altri appalti che sono finite, come dire, i cui equilibri si sono rotti con l'invadenza della politica. Quindi la credibilità passa da comportamenti netti su cui in questi anni Schifani non è stato in grado di adottare misure adeguate. Che lo faccia da qua a breve, noi siamo molto diffidenti, per questo chiediamo le dimissioni, perché lo stesso ragionamento vale anche per gli altri dirigenti generali. Ma noi ci illudiamo che era soltanto Cuffaro, soltanto alcuni rami specifici dell'amministrazione, oppure era una cosa diffusa? Noi riteniamo che è un sistema complessivo su cui tutto il centrodestra non sfugga, tant'è che tutti i partiti di centrodestra sono coinvolti con indagini giudiziarie gravissime. Vero, anche questo è un tema, Mario, no? Lo avete scritto voi sul giornale, non c'è più un partito della maggioranza, della coalizione di governo, che non ha indagati all'interno. No, Forza Italia in questo momento non ne ha, almeno che non consideriamo Marco Falcone, ma che era in quanto ex assessore. No, la riflessione è che però è troppo facile, è troppo ipocrita la mostrificazione di Cuffaro. Cioè Cuffaro non è tanto diverso dagli altri che si siedono ai tavoli. Cioè, Cuffaro, chi per lui si sedeva con Nicola D'Agostino o con chi per lui per decidere chi doveva fare il manager o chi doveva fare il direttore sanitario, il direttore amministrativo, cioè le nomine di sottogoverno con tutti i trombati e i deputati esclusi. Cuffaro, chi per lui, aggiungo, per essere ecumenico, Cuffaro chi per lui si sedeva anche con alcuni esponenti dell'opposizione per concordare il budget personale da utilizzare nelle finanziarie, nelle finanziarine, nelle manovrine. Cioè, quindi Cuffaro non è un alieno o un mostro che è tanto diverso da tanti protagonisti che popolano quei palazzi. Stiamo parlando di lui perché c'è questa inchiesta, ma altre ne emergeranno. Ma ritengo che al di là poi dell'hit parade degli però la domanda è, indagati, faccio a tutti, i reati in tutta questa inchiesta dove sono? Perché parlare, diciamo, no, è quello che fate tutti. Come dove sono? No, Associazione di lingue turbate
libertà dell'inganno. No, però dico, su tutte queste accuse mosse a Cuffaro, qualcuno ha ipotizzato anche, sì, vabbè, però dice... E si possono dare 25.000 euro così tranquillamente. La tangente ovviamente, qualora fosse, come dire... Ma difatti noi non dovremmo noi avventurarci oggi a parlare di rilievi penali che non conosciamo. Non stiamo parlando di reati. Noi dobbiamo invece parlare del politicamente metodo, allora, nel merito dico a Mario, il sistema, come la chi per me, perché io non ho mai partecipato a questi tavoli dove si decidono io infatti ho specificato chi per me, quando si siede con Cuffaro e con altri fanno delle scelte che sono legittime, lo dice la legge che le devono fare, cioè la nomina dei direttori generali della regione oltre che della sanità. I direttori sanitari e i direttori amministrativi sono nomine intuito persone dei manager in tutte le aziende ospedaliere e sanitarie come in una figura di nuoto sincronizzato. Sono stati nominati tutti lo stesso giorno. Come la penso. Statisticamente c'era una possibilità su 10 miliardi che tutti i direttori sanitari e tutti i direttori ma il bello dopo la cena Ragalma, dopo la cena Ragalma di cui interrogazione parlamentare. E questo non va bene, questo è un secondo livello che non va bene. Sai come la penso, sai che questo è un secondo livello che non va per niente bene, perché non dovrebbe essere così, e se così fosse stato, tu ne hai anche scritto, voglio dire, altri avrebbero dovuto occuparsene. Io dico che adesso c'è un problema di credibilità e di rispettabilità. Allora io credo, e ripeto, tra l'altro sulla sanità, e ripeto Luca, e ripeto che Schifani, che è un uomo forte, che è un uomo che ha autorevolezza, che è un uomo che ha governato la regione anche con un polso fermo, e dire noi dobbiamo fare cose importanti, cose che cambiano la vita dei siciliani, e che alcune di queste cose sono avvenute. Il rischio di vanificare tutto il lavoro fatto in questi 3 anni, perché di buono è stato fatto tanto, certo, e ripeto, io non voglio nascondere sotto il tappeto quello che è emerso non solo oggi ma anche qualche mese fa, che non è certamente un fatto positivo, e al netto dei rilievi penali c'è un problema morale che ce lo dobbiamo porre, perché c'è tutto per intero. Bisogna subito, immediatamente, questo è il momento in cui, ripeto, Schifani deve essere forte, perché forte lo è, con i forti ed arroganti, e ripristinare condizioni di credibilità e rispettabilità. Sarebbe l'azzeramento della Giunta un segno di forza? Non è una cosa che tocca a me deciderla, perché poi se dobbiamo azzerare la Giunta per poi nominare... E poi risedersi al tavolo, mettersi tutti d'accordo. Bisogna che invece ci sia per gli ultimi 2 anni di questa legislatura, e anche propedeuticamente per i prossimi 5, dove in teoria è candidato ancora Schifani, certo io posso dare per scontato che perdo, io do per scontato che rivinciamo alla grande in ogni caso, ma proprio perché bisogna rivincere con credibilità e rispettabilità, occorre dire attenzione, quello che c'è non lo nascondiamo, quello che ci deve essere significa anche cambiare alcuni comportamenti e alcune, attenzione, modalità di ingaggio. Allora, le cose che diceva Mario Baresi sono giuste, alcune modalità di ingaggio, troppa spavalderia, troppa spregiudicatezza che c'è stata, una incontinenza di potere, non va bene. Diciamo, da tutte queste vicende si aprono praterie per dei partiti che dovrebbero coalizzare gli scontenti, i delusi, insomma una massa critica che si oppone a questo sistema, però di fatto noi questa cosa non la vediamo, lui tant'è vero dice noi vinceremo alle prossime, si tratta di capire con quali percentuali, con quale bilancino di centrodestra, ma il centrodestra è convinto. Abbiamo avuto un esempio al di qua dello stretto con Occhiuto, indagato, ricandidato. Le condizioni erano diverse. Allora, dopo la pubblicità, Barbagallo. Allora, eccoci qua, ritorniamo in diretta. Avevo lanciato così un assist al segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, insomma, prima di andare in pubblicità, dicendo ma voi, questa vicenda, così come altre vicende, sembra che ve le stiate guardando, perché per quanto vi muoviate non riuscite mai a raccogliere quel consenso necessario per scardinare il centrodestra e cambiare un po' l'equilibrio delle cose. La prossima settimana avete deciso di andare tutti insieme, abbiamo titolato tutti al convento per cercare di fare gruppo, di fare squadra, di fare una strategia comune per contrastare il centrodestra da qui alla scadenza delle regionali, però forse è poco, no Barbagallo? No, la vera notizia credo che il campo progressista ritorna in piazza, è questa la vera notizia, sotto Palazzo d'Orléans.
per chiedere le dimissioni. Scusi, ieri eravate in Schifani. 14, avete fatto una manifestazione col deputato Era regionale. uno dei tanti sit-in che abbiamo fatto, li abbiamo fatti nello stesso momento, non soltanto sotto il Palazzo della Diliberti, lo avevamo indetto pure sotto l'Aspe di Siracusa. Il tempo che siamo arrivati là già il direttore si è dimesso, perché alcune cose erano così eclatanti che hanno anticipato pure alcune scelte ovvie dei partiti di opposizione. Quindi la vera notizia è che la prossima settimana tutto il campo progressista sarà in piazza sotto Palazzo Orleanne per chiedere le dimissioni di Schifani. Lo faremo alla ripresa dei lavori d'Aula, che peraltro coincideranno con una relazione delicatissima della Commissione antimafia regionale su quello che è anche il contesto in cui la burocrazia regionale si muove. E abbiamo avuto diverse riunioni questa settimana dei segretari regionali del campo progressista. Il compito è quello di dare a questa terra una speranza, riscattarla dalle paludi in cui l'ha condannato il centrodestra, soprattutto nel metodo, Luca. Noi siamo chiamati ad articolare un nuovo metodo di governo, lontano da queste cene che si sono fatte a Ragalna per decidere i direttori generali, lontano da questo amichettismo degli amici, lontano dalle clientele. Una regione nuova, un'alternativa diversa nel metodo, puntando, ed è un tema, su una nuova classe dirigente all'altezza della situazione. A crollare non è soltanto il centrodestra in queste ore, è anche il metodo e il ceto politico del centrodestra, perché questa spregiudicatezza, quella che oggi in trasmissione è stata chiamata spavalderia, noi crediamo che invece sia frutto di logiche e di un modo di vedere non soltanto la politica, ma la vita che c'è in una parte del ceto politico del centrodestra che oggi ha inquinato i pozzi alla regione. Ecco, noi dobbiamo voltare pagina con le migliori intelligenze, mettendo in campo anche una nuova generazione rispetto al centrodestra, dare la voce oggi ai trentenni, ai giovanissimi e perché no anche ai quarantenni, per mettere in campo un nuovo modello che passi dalle riforme e anche dalla capacità di spesa dei fondi pubblici e anche dal centrare le priorità. Però lo dico io, è un discorso ovviamente che in linee generali diciamo, è corretto, però diciamo, poi anche voi stessi siete, diciamo, anche voi stessi del Partito Democratico. L'ultima volta, se non ci fossero stati gli accordi romani che coincidevano, non è detto che la partita finiva in quel modo. Oggi, cioè, l'ultima volta dovevamo votare prima per le regionali e poi per le politiche. Oggi dico, si è invertito tutto. Un personaggio, Enzo Bianco, so che voi non siete, ha detto qua serve un federatore di altissimo livello per il campo di centro. Diciamo che abbiamo bisogno di federatori con altre caratteristiche. Diciamo che noi facciamo di tutto per aiutarli in un compito disperato. Cioè, qua, diciamo, se questi si comportassero diciamo, nella norma, diciamo, senza strafare, diciamo, sì, però non ci sottovalutate. No, noi non sottovalutiamo nessuno, però non sottovalutiamo neppure i cittadini che vedono gli indicatori, ma gli indicatori economici li raccontate voi, signori. Abbiamo azzerato il debito della regione, c'è la regione che fa più sviluppo in tutta Italia, ma c'è maggiore occupazione. Ora voglio dire, non tutti i problemi sono finiti, perché problemi ce n'erano una montagna e ora ce n'è forse qualcuno in meno. È chiaro che queste cose positive poi alla fine arrivano in tutte le famiglie, quindi un piccolo maggiore benessere viene riscontrato da tutti e tutti danno fiducia poi a questo centrodestra che evidentemente ha contribuito a questo benessere. Detto questo, ripeto, i problemi ci sono e non bisogna mai né rilassarsi né fare finta che basti il resto, perché il resto non basta, il resto c'è ed è importante, ma quello che sta accadendo è sicuramente una cosa che ci deve fare molto riflettere. Giuseppe Pipitone. Apprendo che la Sicilia è diventata una piccola Baviera, diciamo, la prima regione d'Italia in cui non... No, non ho detto questo, ma non ho detto questo. Pipitone. A partire dai temi della legalità su cui c'è stato... Ho detto che c'è la maggiore crescita in questo momento fra le regioni italiane. Saranno indici che magari non significano granché, ma diciamo che in passato non succedeva mai. C'è maggiore occupazione rispetto a 3 anni fa. Il PIL è cresciuto, vabbè, voglio dire, non sono cose da poco. La cosa grave è che il PIL è cresciuto soltanto per alcune categorie, cioè, no, è così. È cresciuto il PIL per quelli che già stanno bene e continuano a essere ricchi, e sono aumentati il divario. Aumenta il divario. Commissioniamo al punto un bel sondaggio in giro per i siciliani oppure per i catanesi, vediamo se sono contenti e vediamo quali sono i risultati. Il giorno della marmotta. No, io non ho detto questo, ho detto che non bisogna fare finta che non ci siano i problemi, non vanno nascosti sotto il tappeto, però
dire che è tutto un disastro è una sciocchezza e io non ve lo permetto di dirlo perché non è vero. Ha anche detto che il presidente Schifani è parte lesa di questo. Ma ovvio, in questo momento è parte lesa. Lui è lì e fa il presidente della regione. Ma l'ho detto io. Ma guardi che non lo deve. Ma guarda che non lo deve dire, lo sto dicendo io. Sto dicendo io che. Interverrà, sta dicendo. Ma io, per quello che conosco il presidente Schifani, credo che sia più arrabbiato di tutti quanti noi messi insieme in questa stanza e credo che interverrà. Non siamo arrabbiati. Sì, se non siamo arrabbiati, perché se no non diremmo le cose che diciamo. No, arrabbiati non è, ma non è una parola negativa essere arrabbiati, perché se uno si arrabbia perché si indigna, perché è preoccupato, perché c'è una situazione che non funziona, è giusto essere arrabbiati, anzi è una... Dovrebbe essere però arrabbiato con se stesso, perché ad esempio sui protocolli di legalità, sulla verifica delle imprese, sulla verifica delle società che si aggiudicavano su questa vergogna del 118 che fa le assunzioni dagli interinali con la stessa società dell'asta, casualmente, come dire, ma dico, su queste mancanze di trasparenza Schifani non le sa o non le ha viste, perché noi lo vorremmo sapere. È probabile. Se ci è o ci fa, perché se no lo batto un colpo, l'abbiamo detto 2 volte in aula. Può essere che il 118 che non può fare assunzioni fa migliaia di assunzioni con la stessa società interinale dell'asta, a secondo se sei amico o nemico, l'ha detto Safina in aula martedì. Ma può essere che Schifani queste cose non le vede? Dice, se io fossi il presidente della regione direi, guardate, nella pubblica amministrazione si accede per concorso, quindi i migliori entrano al 118 se ci sono i requisiti, così come entrano all'asta, visto che abbiamo scelto top manager all'asta con i requisiti elevatissimi per tirare fuori l'asta dal peggiore trasporto pubblico locale in una regione dove i ragazzi non vanno a scuola perché non c'è l'autobus che li accompagni. Allora io vorrei chiudere questa trasmissione con Mario dicendo una cosa: in queste famose carte dell'inchiesta Cuffaro c'è un capitolo pieno di omissis, gli interessi sul ponte sullo stretto. Omissis, scusate, mi interrompo, ma è che le intercettazioni arrivano fino a dicembre del 2024, quindi sono cose di un anno fa. Questi omissis e queste cose che riguardano non solo il ponte, anche la burocrazia regionale. È chiaro che la sensazione è che ci siano ulteriori evoluzioni. Ecco, la domanda insomma... Sì, è il caso, no? Voglio dire, poi tra l'altro il caso rischia di diventare, anzi secondo me già è diventato nazionale. Ieri è intervenuta Isline, la Meloni ci ha fatto arrivare la Meloni che sarà contentissima di questo. Cioè la Sicilia diventa un materiale da maneggiare con molta cura in questo momento. Il vero problema è che, l'abbiamo scritto anche in un fondo in prima pagina l'altro giorno, tu chiudi gli occhi e dici vabbè, allora proviamo un ricambio generazionale. Abbiamo fatto l'elenco di tutti i golden boy del centrodestra, cioè che hanno quasi gli stessi curricula giudiziari dei cosiddetti vecchi, non lo so, nel centro-sinistra che voleva andare in convento con tutto il casino che c'è e magari per fortuna qualcuno gli ha spiegato che in questo momento bisognava stare in piazza, se ci sarà una bella strigliata, una bella fate sveglia. Martedì alle 14:40. No, 13:14. Sì, tu dove andate? Un albergo nei pressi di Palermo. Nei pressi di Palermo. Vabbè. Ai giornalisti non è che diciamo tutto. No, quindi... poi ce lo dite man mano. Allora, quindi il tema è, diciamo, secondo me è una cosa che... Il caso Cuffaro rischia di diventare il caso Sicilia. Sui tavoli nazionali. Sui tavoli nazionali. Già. Sui tavoli nazionali lo è già, dice Giuseppe, che ha anche una percezione... se ho la bollinatura di Pipitone, allora... Sì, perché ha una percezione anche diversa, diciamo, anche della nostra bolla, diciamo, politica, ecco, della Sicilia, perché ovviamente Fatto Quotidiano Nazionale, che si interessa sempre di casi giudiziari, diventa su questo tema, diciamo, molto, molto attento. E quindi, diciamo, su questo ovviamente... Ma lo è già, scusa, mi permetto di dire, ma lo è già perché al netto delle questioni giudiziarie che ovviamente faranno il loro però basta vedere cosa faceva Cuffaro. Cuffaro era di stanza essenzialmente ogni 2 per 3 nella stanza di Schifani, a meno che non millantasse ogni volta, voglio dire, e può essere pure, per questo io dicevo l'intervento di Schifani non è solo una questione di giunta, anche dire che cosa gli andava a chiedere. Poi voglio dire,
c'è una storia. Non è che Schifani Tra l'altro mi inquieta anche questa vicinanza poi a questi uomini diciamo, diciamo della sicurezza, no? C'era questo dell'underworld, chiamiamolo così. Esatto, cioè è paradiso, un altro tema, Luca, secondo me è che siamo veramente a chiudere, già mi chiamano dei dirigenti, per questo noi continuiamo a chiedere le dimissioni, l'azzeramento dei dirigenti che hanno un contratto, hanno un'assegnazione, così come è accaduto nella vicenda. E non si possono mandare a casa così, certo, si saranno semplicemente spostati. Questa narrazione di fronte a casi eclatanti. Saranno semplicemente spostati. Quindi lui domani mattina sarà ingolfato da tutte le parti, quindi per questo... allora, vedremo cosa succederà. Certamente la prossima settimana resteremo anche su questi temi. Io ringrazio Nicola D'Agostino. Grazie a voi. Coraggiosissimo, perché coraggiosissimo, difensore d'ufficio. Il centrodestra in questi giorni non è che si è vista tanta loquacità. Devo dire che noi i nostri interlocutori ce li scegliamo. Poi mi dirai mi dirai quanti hanno rinunciato ad essere qua oggi. A lui la 12ª scelta. No, ero la prima scelta, se no non sarei venuto. Era già la scelta perché mi ha invitato 3 settimane fa, gli ho dovuto dare buco una volta, sono stato sostituito, ho detto che sarei venuto questo sabato e certamente non avrei mancato all'impegno perché era una vicenda un pochettino più complicata. Tutte le cose, Pipitone ridi, Pipitone. Allora, grazie a così Pipitone impara a conoscermi. Ecco. Allora, grazie a Ettore Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico, grazie al nostro vice direttore del quotidiano La Sicilia, Mario Barresi. Sorrido ovviamente per l'amicizia. Se lo dici ridendo sembra no, sorrido per l'amicizia, sembra non è una presa in giro, per l'amicizia e ovviamente per la gioia. Ecco, mi associo anche io a quella. Mi associo pure io al coro di adulazione per il nuovo vice direttore Barresi, a cui dedichiamo. Grazie al nostro, auguriamo lunga vita. Giuseppe Pipitone. Anche la regia si associa, hai visto? Quindi, va bene. Grazie. Ora porta i pasticcini, porta le rame di Napoli. Non mancherò. Allora, grazie a Giuseppe Pipitone del fattoquotidiano.it, grazie Giuseppe, è sempre un piacere ritrovarti e ti coinvolgeremo presto. Grazie al nostro Antonio Condorelli e grazie ai nostri telespettatori. Appuntamento ovviamente alla prossima settimana. Grazie, buona serata. Punto.